In questa nota del 3 aprile 2023 che chiude o meglio segna una tappa della campagna elettorale, di quelle che sono le elezioni, il rinnovo dell'amministrazione comunale di Udine, noi del Fogolar Politiche Europa Aquileiensis registriamo con piacere il fatto che la Boria dell'amministrazione Fontanini è stata fermata e costretta al ballottaggio dalle forze opposte, da chi non considera positivamente o del tutto positiva quella che è stata l'esperienza di questa amministrazione. Noi siamo fra quelli e quindi di fronte a questa politica del fare senza pensare, senza vero progetto, senza una visione al di là del naso, come vogliamo dire, ecco, di fronte a questa politica gli udinesi hanno opposto una fiera resistenza che porterà fra 15 giorni appunto alla ballotation, si dice per Furlan, al ballottaggio tra i candidati Fontanini e De Toni. Decideremo, tratteremo, vedremo quali condizioni porre per un appoggio civista al migliore candidato che si presenti sulla scena di questo finale di partita della campagna elettorale udinese. Decideremo, vedremo quale sarà la portata degli interlocutori, il peso, l'intelligenza, l'attenzione all'esperienza che il civismo vero propone alla politica. Certo siamo contenti, siamo fieri del risultato ottenuto dal nostro candidato sindaco, con il quale Fogolar Politik Europa Aquileiensis ha stretto un patto di alleanza con il nostro candidato sindaco Ivano Marchiol, che immaginiamo, speriamo, fiero araldo, portavoce di quelle che sono le istanze che abbiamo condiviso, istanze che purtroppo abbiamo visto generalmente assenti nel dibattito in queste elezioni comunali udinesi, ma anche nella dimensione regionale. Il tema della comunità, il tema della partecipazione popolare deliberante, il tema della centralità delle nostre terre, in questo caso della città di Udine, Nuova Aquileia, della centralità di Udine in un quadro mitteleuropeo, euroregionale, erede di quella che è stata la grande esperienza di Aquileia. Su questi temi noi siamo stati gli unici promotori, gli unici, come dire, ad aver sollevato la questione. E ora noi vogliamo sperare nel nostro candidato Marchiol, la cui esperienza ha registrato un buon successo elettorale, ma vogliamo sperare poi in una vasta condivisione che vada oltre
quelle che sono le differenze di partito, di lista, eccetera. Noi siamo convinti che ci sia anche tanta gente disponibile, pronta a condividere queste nostre rivendicazioni, che sono rivendicazioni basilari per una comunità che non è tale, e che vuole diventare tale. Certo, il fatto che nella città di Udine, ad esempio, l'argomento comunità udinese oggi inesistente, quindi la necessità di una elaborazione, di una narrazione, di una costruzione identitaria capace di rendere gli udinesi qualcosa, rendere gli udinesi un popolo. Ecco, che tutto questo, insomma, sia in buona parte, in larghissima parte mancato, beh, insomma, la dice lunga sullo stato di decadenza, sulla situazione di effettiva decadenza del nostro essere città, del nostro essere collettività cittadina. Terremo botta, non ci arrenderemo. Sapremo aprirci alla collaborazione con tutti gli udinesi di buona volontà. Fontanini non è stato un udinese di buona volontà, per quanto noi possiamo dire, per quelli che sono questi 3 punti. Non possiamo dire che sia stato uno che non ha fatto niente, non possiamo dire che l'amministrazione Fontanini non abbia fatto niente per la città, perché questo è un assurdo indecente, inaccettabile. Non ha fatto per quello che speravamo come cittadini, fosse la cosa principale da promuovere, da portare avanti, da portare in porto, diciamo così. Ecco, quindi, insomma, c'è qualcuno in questa città capace di fare meglio di Fontanini per costruire un popolo udinese, sovrano, padrone della propria storia, del proprio destino, delle proprie scelte, certo in un ambito italiano, europeo, tutto quello che vogliamo, eccetera, ma partiamo dalla realtà. C'è qualcuno e soprattutto c'è un elettorato, c'è un popolo udinese che rivendica tutto questo, che vorrebbe essere tutto questo. Noi vogliamo sperare, noi da 30 anni per questo ci siamo battuti, chi lo sa, forse anche invano, ma non ci rendiamo. Non ci rendiamo come gli udinesi, come gli aquileiesi, i friulani del mito. Ecco, vogliamo almeno quello, mantenere. Non ci arrenderemo e continueremo a sperare, a progettare, insieme certo, a tutti i nostri concittadini e i nostri politici di buona volontà. E probabilmente ci sono in tutti gli schieramenti. Viodin di Viodi, di Castrenestre, Zare, città di Udin, insiemit, per sé che non sparten, per sé che il ben di Udin è il ben di ogni dondino. Mandi.